E hai messo tutta la roba che io ho fatto, era guardare cosa che io ho trovato, portare via. E qua, questa roba qua. Io se uno va dico, con bastone così dai, te copa. È ancora scosso Alfredo Chiarato, la percezione di aver corso un pericolo non gli dà pace, pensa ancora a quando era in cucina con la moglie Irma e ai due ladri senza scrupoli che sono riusciti ad entrare nella sua casa in via Altinia, nella campagna di Bonisiolo a Mogliano, per fare razzia di tutti i ricordi in oro della famiglia. Il 95enne è convinto che se li avessero sorpresi forse avrebbero potuto subire la loro violenza. Una di ieri in cucina andrò a fare la cena e io li passai di liscio, io sola. Queste che ho trovato sono siepi là. Il figlio Giorgio, che abita di fianco ai genitori, ha già subito 2 furti. Sono entrati dal portoncino, saranno state le 7:30, le 19:30 diciamo, circa. E loro non hanno sentito perché stavano cenando. Sono andati sopra, hanno fatto quello che hanno voluto e poi si sono chiusi nella stanza di mia sorella e l'hanno chiusa a chiave. E poi sono scesi dalla tapparella là. Dai, io scappai. Ho aperto la finestra e mi ha chiuso la porta di là, in modo che non disseminai sola e mi ho trovato la porta chiusa. I ladri, una volta raccolto tutti i gioielli, compresa una dentiera in oro, sono scappati per i campi. E il vidrio qua, adesso vediamo proprio sul cantone qua. L'anziano ha ripercorso, grazie alle tracce, tutta la loro fuga, compreso dove hanno aperto tutte le scatole del portagioie, nello stesso punto dove è stato trovato il bastone. I 2 coniugi hanno sporto denuncia ai carabinieri di Mogliano, che hanno fin da subito aperto delle indagini. Rimane l'amarezza di aver perso tutti i loro ricordi. Di una certa età, guarda, non so io da provare certi dispiaceri. Proprio perché, guarda, sei grande a portarmi via tutto, via l'oro, via tutto il mio oro. Niente, così. Siamo qua 2 vecchi, io 95 e mia moglie 90, si potrebbe vivere tranquilli e invece se abbiamo quelle soddisfazioni qui.